Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Antonio Lombardi, che è il presidente del Club Amici della Topolino di Trieste ed è anche il fondatore, tra l'altro, del club. Con Antonio Lombardi parleremo della 35esima esposizione di auto d'epoca che si terrà tra domani e domenica. Sì. Intanto grazie per essere venuto. Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamato. Allora, partiamo subito da quello che lei tiene a dire. Il lavoro per arrivare a questi 3 giorni è un lavoro di squadra che lei ha fatto con tutta l'associazione. Sì, abbiamo fatto, il consiglio direttivo si è prodigato per aiutare a riuscire a fare questa manifestazione. Abbiamo la coorganizzazione del Comune di Trieste. Senza gli enti pubblici sarebbe impossibile fare manifestazioni di questo genere. Devo ringraziare il Comune di Trieste e il Presidente del Consiglio Comunale Panteca, Francesco Di Paolo Panteca, l'assessore Giorgio Rossi e il suo staff, la Simona Barbetti e Francesco Mauro, eccetera, che hanno creduto in noi e ci danno la possibilità di fare qualcosa per la città di Trieste. Devo ringraziare anche la Regione del Friuli Venezia Giulia, perché in particolare la dottoressa Salini e la signora Mattei, il cui sostegno soprattutto economico ci permette di dare a questo evento il respiro internazionale che merita. Senza il contributo della Regione non avremmo potuto fare questo. Vi spiegheremo dopo cosa che stiamo facendo. Ringrazio anche il colonnello Claudio Romano e il tenente colonnello Antonio Barone, che ci danno la possibilità di fare 2 di questi 3 giorni presso la Villa Italia, che sarebbe il circolo ufficiale unificato di Trieste, nei saloni meravigliosi di Via dell'Università. In via dell'Università 8. Sì. Allora, perché la 3 giorni inizia domani pomeriggio con una conferenza proprio al circolo ufficiali e poi si sviluppa appunto tra sabato e domenica. Il club probabilmente sabato, se leggo bene. Ma il club è sabato e domenica, diciamo. Domenica ci sono... Allora, io ci tengo molto a questa conferenza sull'autostorica perché non è la prima volta che la facciamo, anche perché io specialmente, che sono anche responsabile tecnico del club, sono tempestato di telefonate sia dagli ACI sia da tanta gente che chiede: ma come 20 anni, 30 anni, 15 anni, 18 anni, posso girare la domenica, posso girare il sabato? Perché sa, le chiacchiere d'osteria sono tante. Questo è e allora lo facciamo apposta, l'abbiamo fatto anche sui giornali piccolo tempo fa, apposta per spiegare alla gente i pro e i contro dell'autostorica, legge i regolamenti. Quando, giusto per curiosità a questo punto, quale età, mettiamola così? Ecco, l'auto viene considerata storica dopo 20 anni, purché ottenga, tramite un'associazione come la nostra, federata ASI, che è l'unico organismo che può certificare, ottenga il certificato di rilevanza storica, che è un documento che è l'unico che viene considerato per l'autostorica. Diciamo una cosa, adesso se noi abbiamo qua un Bentley del 1930 che non ha il certificato di rilevanza storica, è un'auto vecchia. Ho capito, anche se vale 1 miliardo, non è un'auto storica. Ed essere, diciamo così, riconosciuta come autostorica, che cosa comporta per una vettura? Comporta, insomma, ottenere delle assicurazioni vantaggiose. In effetti si possono fare delle assicurazioni multiple. Un collezionista o anche un proprietario di macchine, un appassionato che ne ha più di 3 o 4, fa un'assicurazione multipla che con poche centinaia di euro assicura tutte quante le macchine. Ha la riduzione del bollo del 50% tra i 20 e i 30 anni, sempre purché sia in possesso del certificato di rilevanza storica. Poi fa parte di un'associazione con cui si possono scambiare i cambi, consigli, eccetera, eccetera. Insomma, tutto quello che ne concerne un'associazione. Allora, sabato invece che cosa succede? Posso finire il venerdì? Ecco, volevo dire, il venerdì, oltre che la conferenza storica e la conferenza stampa sull'auto storica,
pro contro i regolamenti, ci sarà l'intervento anche del presidente. Nella conferenza abbiamo il presidente della commissione tecnica auto dell'ASI, quindi è una persona a livello nazionale importantissima. Abbiamo anche il presidente della commissione green dell'ASI, perché l'ASI è da diversi anni che sta cercando, insieme ad altri enti nazionali e privati, sta cercando di creare un carburante, un combustibile ecologico al 100%. E il dottor Di Lauro Francesco, che anche lui è triestino, è presidente di questa commissione, parteciperà anche lui e spiegherà ai partecipanti alla conferenza come si arriverà eventualmente a questo. I passi fatti fino adesso e i futuri. E questo è alle 17 di venerdì. Con rinfresco finale. Sabato invece le attività incominciano nel pomeriggio. Sì, allora entro le 2, sì, dall'1 alle 2 facciamo la punzonatura e le verifiche dei veicoli, sotto l'attento sguardo di un commissario nazionale dell'ASI che verifica che ci comportiamo come con i canoni prescritti dall'ASI. Dopo aver fatto le verifiche, il serpentone di macchine attraversa il Carso, andiamo a Opicina. A Opicina facciamo un primo rinfresco, un rifocillamento, perché viene tanta gente da fuori Trieste. E quindi per essere la luna saltano il pranzo. Vengono dall'Emilia Romagna, vengono dalla Lombardia, dal Trentino, insomma qualcuno viene dalla Croazia, dalla Slovenia, quindi saltano il pranzo e allora dobbiamo fargli mangiare qualcosa, non possiamo aspettare la sera alle 8, sì. No? Okay? Quindi andiamo da Zitzerdorf a Opicina. Nel parcheggio del ristorante ci sarà la possibilità di visionare le vetture, di parlare con i proprietari, curiosità, io avevo la macchina, ce l'aveva mio nonno, stavamo dentro in 20, le solite cose che sentiamo dire. Via di lì andiamo in Porto Nuovo o Porto Vivo, come vogliamo chiamarlo, visitiamo un museo del mare. Era in programma di visitare il museo dell'esodo istriano, purtroppo sembra che il personale sia in malattia, e visitiamo un'altra struttura, l'immaginario scientifico. Il che via di lì passiamo per città, un serpentone, andiamo in Villa Italia, in via dell'Università, e là c'è la cena di gala per tutti i partecipanti. Domenica invece? Domenica invece ci troviamo in piazza Ponte Rosso, là del Tagliaro di Maria Teresa. Dalla piazza Ponte Rosso là lasciamo le vetture, e le vetture si possono ammirare e parlare con i proprietari, insomma fare fotografie, tutto quello che uno vuole, dalle 9 alle 12. Quindi sono 3 ore dove si possono visitare. I partecipanti invece, siccome vengono anche da fuori città, li portiamo nelle sale del Consiglio Comunale, dove il Presidente Panteca ci spiegherà come è nato il Consiglio, insomma tutte le bellezze del palazzo. All'uscita facciamo un'altra sosta mangereccia nel locale che è sotto il Comune, e poi con delle guide turistiche specializzate andiamo a visitare i palazzi che ci sono là intorno, e poi, tempo permettendo, facciamo le premiazioni. Quest'anno le facciamo direttamente in piazza Ponte Rosso, che la gente così può vedere. E la chicca di quest'anno non sono le solite coppe o le solite targhe. Abbiamo fatto, visto che il raduno si chiama, il sottotitolo Sapori e Palazzi, abbiamo fatto un cesto di prodotti tipici della città, del territorio. Nostro, del territorio, che è molto gradito. Perché questo tipo di iniziative comunque piace? Io una volta, non so se era la vostra, forse anche un'altra, insomma, ti fermi volentieri a vedere. Tra l'altro poi dopo io devo dire la verità che sono anche piuttosto così, non mi commuovo mai, per dire la verità, però ho visto la macchina di mio papà, l'ho riconosciuta perché ha una targa inequivocabile, 77770, quindi insomma quella è. E devo dire la verità che avendola vista tenuta benissimo, era contento. Eccetera, sono stato anche molto contento. Mi hanno anche detto, se vuole le facciamo fare un giro, ma quello ho preferito non farlo, insomma, per ragioni mie. Però indipendentemente da questo, che può essere, perché comunque vedere le auto d'epoca piace comunque, indipendentemente se le hai conosciute, perché?
Ma io penso che a parte si vede la tecnica di una volta che E non era questo è come questa da adesso, fanno un rumore particolare, hanno delle linee stupende, no, rispetto alle solite macchine. Adesso le macchine sono fatte ai computer, se non vedi il marchio, io che sono meccanico da 40 anni faccio fatica a riconoscere Sì, se è una sì, Renault ormai non le una- distingui più. non Sì, le distingui più, sì. sono tutte uguali, dietro, davanti, in mezzo, Sì, sì, perché sì. le fa l'intelligenza artificiale. Quelle macchine no, erano fatte da artigiani, insomma, voglio dire, erano fatte a mano. Poi non dà invidia una macchinetta, la Topolino, se tu tagli la strada a qualcuno, lui si ferma, ride. Se vai col Ferrari, tagli la strada a qualcuno, ti maledisce, ti manda voglio dire, c'è dentro di noi sempre un po' di invidia. Questo che lei ha detto meriterebbe un approfondimento, vediamo se riusciamo a farlo rapidamente. È anche vero che in genere quando si tocca un modello di autovettura di una certa, diciamo anche di un certo successo più che di una certa importanza, nella maggior parte dei casi si fanno danni. Io mi ricordo la 127. Sì. L'ultima versione della 127 era un obbrobrio spaventoso, plastica, era molto carica di perché bisogna rispettare, secondo me, anche le imposizioni governative sulla sicurezza stradale. Questo è anche vero nel E frattempo. quindi cambia un po' tutto, no? Una Topolino, c'è tutta lamiera, insomma, voglio dire. Non avevano nemmeno il paraurti, veniva come optional, come aftermarket, no? Voglio dire, non aveva niente, era proprio spartana. Meno roba c'era, meno roba si rompeva. Questo era il detto nostro. Qual è secondo lei questa è una domanda proprio puramente di gusto, mi rendo anche conto, però la macchina più bella che lei abbia avuto, visto o anche... A me piace, sono innamorato delle Jaguar X-Type, quella di Diabolic. Per me quella è la macchina, quella che piace, che non sono mai riuscito ad avere. No? Ho avuto tante macchine, da Ferrari a Buick, adesso ho una Rolls Royce anche. Insomma, anche una Buick? Avevo anche una Buick, ho anche una macchina del 29, però a me piacerebbe quella macchina. E invece mi dica anche questo, se può dirlo, perché so che questa è una domanda che in genere, una macchina che per una ragione o per l'altra proprio lei non riesce a digerire, cioè che non le piace, insomma, ci sarà un... a parte le Arda, insomma, o la Duna, voglio dire, sono macchine che neanche da nuove non le comprerei, no? Io non sono mai stato però un appassionato dell'Alfa Romeo, non mi è mai piaciuta. Ma c'è questa... Ce l'avevo il GT Junior, insomma il Giulia Super, le avevo, però l'Alfa Romeo scatena sempre, mio papà era un alfista, infatti quella macchina a cui facevo riferimento prima era una Giulietta. E lui per l'Alfa Romeo andava. Però l'Alfa Romeo scatena anche, è vero, chissà perché poi tra l'altro, perché comunque sarebbe da studiare. Sarebbe da studiare. Allora, tra l'altro quest'anno si celebrano i 60 anni dell'ASI. I 60 anni dell'ASI, sì. Ma anche i 90 anni dall'uscita della Topolino. Sì. E in giugno del 1936, dopo 2 anni di studi, l'ingegnere Dante Giacosa, su stimolo di Mussolini, se si può dire, ha avuto l'ordine di costruire una macchinetta per il popolo, voglio dire, e insomma tra tanti prototipi ha vinto lui, è una macchina speciale. Insomma, diciamo che il Topolino è il nome che le venne data dalla forma delle orecchie, dei fanali? perché si chiamava 500A. 500B, 500C, 500 giardiniera, eccetera, eccetera. Giardiniera, con un altro termine. Giardiniera Belvedere, insomma, tanti modelli, ecco. Lo celebrerete anche in maniera particolare l'anniversario o diciamo che la manifestazione di questi giorni è anche un modo per celebrare? Tutto, no? Faremo comunque il 90° della Topolino, lo faremo in settembre, che è la giornata nazionale delle auto, dove facciamo di solito l'esposizione, di solito diamo la possibilità anche alla gente di fare un giro con le macchine. Ah, questo è bellissimo. Con previo offerta, non offerta a noi, l'altro anno e anche quest'anno facciamo una raccolta fondi per i bambini chirurgici, no? Del Burro. Per l'associazione dei bambini chirurgici del Burro. Questo vi fa anche onore. Ultimissima domanda, rapida. L'auto più, diciamo,
più antica che si potrà vedere in questi giorni qual è? Oppure non sapete ancora? L'auto più antica adesso, se riesco a portare anche il Ford H del 29, se no dovrebbe essere un Balilla del 33, insomma. Comunque insomma o 29 o 33. Sì. Ci saranno anche diverse macchine più recenti, perché purtroppo adesso sono comunque belle macchine. Io dico sempre, cosa vuoi, una croma fa un raduno? Sì, però se non salvi adesso la croma dalla rottamazione, poi non resterà mai più, no? Perché dopo diremo tutti, io l'avevo, peccato, se la tenevo. No, però chi aveva la Duna, difficile che se la tenga, e anche la Arna. Allora, grazie ad Antonio Lombardi, presidente e fondatore del Club Amici della Topolino di Trieste. Ricordatevi l'appuntamento venerdì, sabato e domenica con il 35esimo raduno appunto per quest'anno per i 90 anni della Topolino. Buon lavoro. Grazie a voi. Andiamo in pubblicità. Perché senza la vostra non potremo diffondere la nostra passione. Grazie, buon lavoro, mi raccomando. Grazie a voi, grazie. Pubblicità, grazie. Poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre vi do l'elenco degli ospiti e degli argomenti della puntata di Ring in onda questa sera attorno alle 21:10. Antonio Caligaris della Lega, Furio Onsel di Open Sinistra FVG, Francesco Martinez del Partito Democratico, Igor Treleani di Fratelli d'Italia. Quindi alle 22:25 rifletteremo ancora sui 50 anni dal terremoto del Friuli. Ci colleghiamo subito però con Marco Stabile perché ci sono delle novità per quanto riguarda quello che è accaduto alla Startech sabato scorso. Buongiorno Marco Stabile. Sì, buongiorno Umberto, buongiorno alle telespettatrici e telespettatori di Tele4. Siamo a una svolta per quanto riguarda il caso dell'incendio doloso, cosiddetto attentato alla Startech, perché c'è stato un blitz in mattinata dei carabinieri in Borghese, è stato fermato un uomo, lo stesso di cui vi avevamo parlato nel corso dei nostri telegiornali, un 50enne a quanto pare ex dipendente della ditta stessa. I militari in Borghese lo avrebbero fermato a Borgo San Sergio, quindi lo avrebbero trasferito a bordo di un loro mezzo nella sua abitazione in via Ghirlandaio. All'interno dell'abitazione stessa sono stati trovati una serie di articoli di stampa relativi agli episodi di cronaca avvenuti negli ultimi giorni, quindi si indaga sulla possibilità che l'uomo non solo abbia appiccato le fiamme alla Startech, ma possa essere collegabile anche all'incendio nella zona dei ripetitori televisivi di via Bonomea e al danneggiamento, all'atto vandalico alla sede del quotidiano Il Piccolo. Quindi potrebbe essere che tutti questi episodi in realtà abbiano avuto una regia unica. Si tratta di un 50enne di origini siciliane. Dopo la perquisizione domiciliare l'uomo è stato portato al comando provinciale dei carabinieri di via dell'Istria alla presenza del pubblico ministero Federico Frezza, sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, che sta coordinando le indagini, e quindi nelle prossime ore sapremo se effettivamente si tratta di una serie di episodi collegati oppure se all'uomo, al 50enne di origine siciliana, possa essere solo attribuito l'incendio doloso alla Startech. Questo per il momento è il punto della situazione. A te Umberto. Grazie a Marco Stabile. Adesso ci occupiamo di un investimento pedonale avvenuto questa mattina in via Fabio Severo. Una studentessa è stata centrata da un'utilitaria mentre attraversava le strisce pedonali a poca distanza dalla sede dell'Università Centrale in Piazzale Europa.
Investimento pedonale attorno alle 8:20 in via Fabio Severo, poco dopo l'incrocio con via Cologna e via Cantù. Una Fiat Panda con alla guida una settantenne triestina ha centrato in pieno una studentessa di 18 anni. L'impatto è avvenuto sulle strisce pedonali davanti alla nota libreria goliardica, punto di riferimento per la vicina sede universitaria centrale di Piazzale Europa. Immediato l'allarme dato al 112 e altrettanto tempestivo l'intervento sul posto di un'ambulanza e una pattuglia della polizia locale. Fortunatamente la giovane è stata trasferita all'ospedale di Cattinara in condizioni giudicate non gravi per accertamenti su una serie di botte e lesioni. Decisivo il fatto che la pensionata al volante non procedesse ad alta velocità. Non è chiara l'origine dell'incidente, forse una disattenzione o un malfunzionamento del sistema di frenata del mezzo. A causa del sinistro si sono formate lunghe code, prima in discesa verso il centro città, poi su entrambe le direttrici a causa dell'istituzione del senso di marcia alternato, modalità utile agli agenti per far defluire il traffico durante i necessari rilievi per la durata complessiva di circa un'ora. Una centrale di spaccio di cocaina all'interno di un bar birreria di Ronchi dei Legionari. La scoperta della squadra mobile di Gorizia ha portato all'arresto di 2 persone più una terza denunciata e alla chiusura per 30 giorni del locale. Un locale per famiglie, incontri conviviali fra amici, fra sfide a biliardo e partite di calcio alla TV, che fungeva da perfetta copertura per lo spaccio di droga. E quanto scoperto nelle operazioni di polizia che ha portato all'arresto di 2 persone più una terza indagata, nonché alla chiusura al pubblico per 30 giorni dell'Escopazzo di Vermegliano nel comune di Ronchi dei Legionari. I sigilli alla struttura di Viale Garibaldi, inaugurata solo 3 anni fa, sono scattati a seguito di un'indagine della squadra mobile della Questura di Gorizia che ha preso le mosse nell'ottobre scorso a seguito di alcune testimonianze riservate. A capo dell'attività di spaccio nel locale e nelle sue pertinenze un 49enne di Ronchi, gestore dell'esercizio, assieme alla moglie. Gli investigatori, fintisi clienti, hanno documentato diversi episodi di spaccio dentro e fuori dal bar birreria. Dunque, una volta segnalato il caso alla Procura di Gorizia, sono scattate le intercettazioni telefoniche e l'installazione di sistemi di videosorveglianza che hanno reso sempre più chiaro il quadro dell'attività illecita. Il 49enne è stato dunque arrestato il 10 di aprile al termine di un incontro con un 24enne di origine serba a cui aveva appena venduto 11 grammi di cocaina. Le manette sono scattate anche ai polsi del cliente, mentre un 23enne sloveno che lo aveva accompagnato all'incontro è stato denunciato. Gli arrestati sono stati ristretti ai domiciliari. Nell'abitazione del gestore dell'esercizio pubblico sono stati trovati 10 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il questore di Gorizia ha dunque disposto la sospensione della licenza del locale per un mese. Restrizioni della carreggiata a partire da questa sera, chiusura notturna fra venerdì e sabato. Sono le misure necessarie per i lavori di ultimazione della nuova barriera spartitraffico di sicurezza dell'autostrada A4 nel tratto Lisert-Monfalcone in direzione Venezia. Addirittura d'arrivo i lavori di adeguamento della barriera di sicurezza sullo spartitraffico centrale del tratto Lisert-Re di Puglia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste. In questi mesi le attività si sono svolte precisamente tra il chilometro 511 e 507, da poco dopo il curvone in prossimità del Lisert fino allo svincolo di Re di Puglia, tratto caratterizzato dallo sfalsamento di quota tra le 2 carreggiate. Con un investimento di 8.252.000 euro, Autostrade Alto Adriatico ha sostituito l'attuale barriera di sicurezza in acciaio per circa 4 km e 400 metri con una nuova in calcestruzzo. Come da normativa è determinante per contenere i veicoli in caso di urto contro lo spartitraffico, come riscontrato nei tratti già realizzati della terza corsia dell'A4. In questa ultima fase di lavori verranno completate le operazioni di pavimentazione e verranno effettuate le prove di carico utili a collaudare l'opera. Da qui le necessarie restrizioni alla circolazione. Dalle 21 di oggi, giovedì 7 maggio, alle 23 di domani, venerdì 8, verrà chiusa la corsia di sorpasso nel tratto Monfalcone-Re di Puglia in direzione Venezia per far entrare in azione circa 80 bilici di asfalto e consentire le operazioni di pavimentazione. Successivamente, tra le 23 di domani, venerdì 8, e le 4 di sabato 9, verrà chiuso completamente il tratto tra Monfalcone-Re di Puglia in direzione Venezia per lo svolgimento delle prove di carico.
in particolare nel punto in cui insiste il sottopasso autostradale della strada regionale Go 15 di Doberdò. Con l'utilizzo di 6 autocarri verrà testata la tenuta del manufatto sottostante a seguito della costruzione delle barriere spartitraffico. Pertanto chi percorre la A4 provenienza Trieste del diretto verso Venezia dovrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e riprendere il percorso autostradale alle stazioni di Redipuglio Villesse. Per i mezzi pesanti provenienti dalla Slovenia, il percorso alternativo consigliato dalla concessionaria DARS sarà il bypass H4 verso la Villesse Gorizia. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. C'è con noi l'agente scelto Fabrizio Morello, che saluto, e al quale cedo subito la linea per le consuete comunicazioni che riguardano traffico e viabilità cittadina. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. È stata una mattinata abbastanza impegnativa, diversi interventi di soste come passi carrai, ordinanze lavori, ma soprattutto un incidente in via Severo 143. È stata investita sulle strisce una ragazza di 17 anni che ha subito lesioni fortunatamente non gravi. Ci sono stati quindi dei piccoli rallentamenti per effettuare i soccorsi e rilievi, ma ora è tutto tornato alla normalità. Per quanto riguarda la viabilità, ci è arrivata appena la notizia di uno scavo urgente per perdita di gas da parte dei Cegas, che chiuderà la strada fino a fine intervento. Fine intervento, località Santa Croce, tra il numero 18 e il numero 14. Oggi dalle ore 11 diciamo che già sono iniziati, quindi durerà tutto il pomeriggio, inizieranno i lavori di sgomberi per liberare l'area delle rive riservata alle navi da crociera, quindi se qualcuno ha l'auto in sosta là ed è in ascolto, di andarla a spostare immediatamente. Inoltre vi ricordo la chiusura della Galleria Carso in direzione Trieste dal 4 maggio fino al 28, con uscita obbligatoria a Padricciano, e infine sempre la chiusura in via Crispi e Pindemonte per la messa in sicurezza della scala San Luigi. Inoltre è presente anche divieto di transito in entrambi i lati, ad esclusione dei residenti che hanno anche la possibilità di prendere la controsenso, quindi per tornare indietro. Questo è tutto, diciamo che ci saranno magari delle manifestazioni nel fine settimana di cui vedremo notizia più certa nei prossimi collegamenti. Grazie agente Morello, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Grazie mille, buona giornata. Allora, il trofeo del Giro d'Italia rimarrà esposto nell'atrio del Palazzo della Regione di Piazza Unità fino a domani, nell'ambito della sponsorizzazione del marchio Io Sono FVG presente sulla maglia rosa. Il presidente Fedriga ne ha parlato questa mattina in un incontro dedicato. Il trofeo del Giro d'Italia fa tappa a Trieste nel Palazzo della Regione, un importante investimento dell'ente regionale Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la sponsorizzazione con il logo Io Sono FVG sulle maglie proprio del Giro. Non solo, ci sarà la penultima tappa che toccherà proprio la Regione con l'arrivo della carovana in quel di Gemona e Piancavallo. Il trofeo senza fine dell'edizione numero 100 del Giro d'Italia, simbolo della Corsa Rosa, sarà esposto anche domani, venerdì 8 maggio, dalle 10:30 alle 14 nel Palazzo della Regione a Trieste, ingresso da Piazza Unità. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga oggi ne ha parlato in termini entusiastici, tanto per l'accordo annuale trovato con l'organizzazione del Giro, quanto per il ritorno d'immagine della Regione che sarà così visibile non solo nella maglia rosa. È uno sponsor maglia che diventa uno sponsor molto generale per quanto riguarda il Giro. Siamo la prima regione in Italia che decide di fare una partnership così importante con il Giro d'Italia, con RCS. Oltre che essere presenti sulla maglia rosa, saremo presenti ai punti di partenza con uno stand Io Sono Friuli Venezia Giulia, saremo presenti sul palco per le premiazioni, con tutta ovviamente la parte di immagine legata al nostro territorio e alla nostra regione, così come su tutti i tracciati dove da tutte le inquadrature si vedrà Io Sono Friuli Venezia Giulia. Un investimento sia in chiave turistica che economica, essendo una pubblicità capace di attrarre interessi imprenditoriali. Non soltanto abbiamo ritorni dal punto di vista turistico, ma diventiamo anche un territorio
perlomeno valutabile anche per quanto riguarda i grandi investimenti e le imprese. Purtroppo fino a qualche anno indietro eravamo un po' fuori dai radar. Oggi ci si rende conto che sia Friuli-Venezia Giulia, la sua collocazione geografica strategica, le opportunità logistiche che diamo con delle infrastrutture tra le migliori a livello nazionale, e questo aiuta anche tutto un percorso, perché anche a fare un approccio per trovare investitori con qualcuno che non sa neanche chi sei è un conto, se invece è un territorio conosciuto e riconosciuto a livello internazionale sicuramente aiuta, non soltanto dal punto di vista turistico. In Consiglio regionale oggi la seduta della prima commissione che completa il primo iter del decreto legge multisettoriale. La discussione in aula comincerà a partire dalla prossima settimana. Abbiamo fatto un breve giro di opinioni tra i consiglieri. Approderà in Consiglio regionale la prossima settimana il decreto legge multisettoriale, oggi al centro di una seduta della prima commissione consigliare per quanto concerne argomenti afferenti ad alcuni assessorati. Una legge di manutenzione che serve per rendere più efficace l'azione amministrativa, per semplificare quelle che possono essere delle procedure e per introdurre delle opportunità per i cittadini. Dunque, come sottolinea lo stesso presidente di commissione Maurmair, quello odierna è stata una seduta più che altro tecnica dalla quale è difficile trarre spunti politici, anche se in particolare dall'opposizione, ma in prospettiva, va detto, vi è una certa attenzione. Sembrano norme di manutenzione, no? Di coordinamento, ma invece possono nascondere delle insidie, e in particolare, per esempio, con la scusa della semplificazione si prevede di poter attingere alle falde dell'acqua con meccanismi semplificati, se sono acquedottistici, questa per dirne solo una. Poi non ci sono norme finanziarie, dobbiamo solo aspettare, dico io, magari la Giunta presenterà in aula degli emendamenti importanti. Normalmente il sistema che viene utilizzato, almeno da quando sono qua io, che ho visto, è quello. Alla luce di adesso, onestamente, cose particolarissime in sanità non c'è particolarmente nulla. Preoccupazioni che non hanno al momento nessun riscontro nella maggioranza, che già si pone a tutela del provvedimento. Stiamo facendo un riepilogo di tutte le tematiche che sono emerse nelle varie commissioni di competenza di questa legge, che appunto è una legge omnibus, quindi toccherà diversi aspetti che riguardano le norme della regione e che vanno a raccogliere quelle che sono le esigenze del territorio. La sostanza della manovra regionale è quella che a noi personalmente piace, cioè c'è una manovra di contesto completo che va ad affiorare ed emergere in maniera molto puntuale proprio su questo disegno di legge che andremo ad approvare. La Fondazione CR Trieste ha donato 6 pulmini ad alcune realtà sportive del territorio e alla parrocchia di Valmaura. Sostenere concretamente le attività quotidiane delle società sportive negli spostamenti per allenamenti, partite, tornei e iniziative sociali. È con questo obiettivo che la Fondazione CR Trieste ha scelto di donare 6 pulmini a 5 società sportive cittadine e alla parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Valmaura. La Fondazione è nata il 25 luglio del 1992 e sicuramente in quell'anno sono nati anche dei bambini, delle bambine che oggi hanno 34 anni. Ecco, in questi 34 anni la Fondazione ha erogato 210 milioni di euro a questa città. Molte di queste donazioni si vedono, oggi il pulmino è un mezzo tangibile, quindi c'è il nostro marchio dato alle società sportive che con impegno portano i ragazzi e le ragazzine, soprattutto anche minorenni, a fare le diverse attività sportive, quindi più li teniamo impegnati nello sport, forse c'è meno dispersione scolastica e meno azioni, definiamole imprevedibili. Pertanto siamo noi oggi qua anche a ringraziare queste società sportive che si dedicano. Per noi oggi è una giornata importante perché comunque la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio, che ringrazio in maniera proprio accurata, nel senso che ci aiuta tantissimo, perché noi abbiamo 150 ragazzi che quotidianamente utilizzano i mezzi per tutte le attività in regione ed extra regione. Le chiavi degli automezzi Giampi, Combi, Citroën della concessionaria Blitz
sono state consegnate nel corso di una breve cerimonia nel piazzale del Palachiarbola ai rappresentanti delle società Pallamano Trieste, San Luigi Calcio, CUS, Basket Trieste, Federazione Pallavolo e della parrocchia di Valmaura. Questo mezzo sarà utilizzato per le attività con i giovani, con i ragazzi, anche con gli anziani e anche a disposizione del territorio di Valmaura. Anche spesso ci chiedono aiuto le varie associazioni per poter utilizzare per le trasferte, anche le società. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi, rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio per parlare degli ottimi ascolti che abbiamo riscontrato ieri con la diretta che è andata in onda, vi ricordo, a Reti Unificate in occasione della commemorazione dei 50 anni del terremoto del Friuli. Certo, oggi non si può assolutamente mancare. Le nostre telecamere accese alle 8:15 del mattino, quando nella sede degli Alpini di Gemona si respirava già il grande senso di questo 6 maggio tra ricordi, condivisione e il rumore della pioggia. La cerimonia dei Vigili del Fuoco, impreziosita dalla fanfara della Brigata Iulia, e soprattutto la messa alla Goi Pantanali per la trentina di militari che morirono schiacciati sotto la caserma, sono stati gli altri momenti del dolore intimo di una grande comunità, quella a cui il terremoto 50 anni fa ha portato via ciò che c'è di più prezioso, un familiare. Alle 2 di notte ho estratto mia moglie. Nella strada mia moglie ho toccato mio figlio. Invitano i gentili ospiti. Era ghiacciato. Abbiamo vissuto tutto insieme a voi, con le vostre emozioni e i vostri ricordi, condivisi in migliaia di SMS, che sono diventati le nostre emozioni e i nostri ricordi. In oltre 200.000 avete seguito le oltre 15 ore di diretta sulle reti media nord-est. Da tutta la regione e dal vicino Veneto tante manifestazioni di affetto e vicinanza. Ci siamo sentiti una cosa sola. Abbiamo vissuto ora dopo ora non solo il dolore ma anche l'orgoglio forte della ricostruzione in un pomeriggio dove le massime cariche dello Stato hanno esaltato la resilienza e la grande reazione del popolo friulano alla terribile forza distruttiva dell'Orcolat. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Solo quando l'ultima processione è finita, ancora sotto la pioggia, oltre le 23, abbiamo spento le telecamere, non il ricordo di una giornata straordinaria. «200.000 spettatori e migliaia di messaggi in oltre 15 ore di diretta. Al di là dei numeri resta l'emozione e l'orgoglio di aver non solo raccontato, ma vissuto assieme a voi e in mezzo a voi la giornata di un grande Friuli che non dimentica». E dei 50 anni dal terremoto del Friuli si tornerà a parlare anche durante la puntata di Ring di questa sera, che andrà in onda a partire dalle 21:10. Gli ospiti saranno Antonio Caligaris della Lega, Furio Onsel di Open Sinistra FVG, Francesco Martinez del PD e Igor Treleani di Fratelli d'Italia. E rivediamo adesso alcune parti proprio dell'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella ieri a Gemona proprio per le commemorazioni del cinquantenario del terremoto. Dovremmo avere... I buoni risultati di della ricostruzione, sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi. L'economia del nord-est, nel suo complesso, agevolata anche dall'essere più inserita nelle vie di comunicazione verso il centro del continente, ha avuto nel Friuli uno dei suoi motori più attivi
e determinanti. Queste terre ferite nel 76 hanno conquistato un ruolo di rilievo. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione. Ricorrono in questo 2026 160 anni dalla riunione all'Italia del Veneto e dello storico territorio del Friuli. Anni in cui le virtù patriottiche di queste contrade hanno tanto offerto al nostro Paese. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica e diede origine alla sua Costituzione, oggi qui a Gemona, nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati. Chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale dandovi appuntamento alle 19:30 per l'edizione serale, alle 21:10 circa per Ring, ma anche alle 17:55 con la puntata di Trieste in diretta. Buon pomeriggio a tutti, a più tardi.